Mia nonna morì di tubercolosi, così mia madre e le mie sorelle Hansine e Sophie. Mio fratello se n'è andato per soffocamento. Io morirò di bronchite il 23 gennaio 1944, convinto per 80 anni di finire schizofrenico come Laura, mia sorella, o dannato dall'alcol. Tuttavia, sono convinto che la mia arte non sia malata, come sostiene Johann Schaffenberg. Certo, non sono normale, ed a differenza di lui, a Toyen, a sud di Oslo, per ospitare le mie opere, realizzeranno un museo. Tuttavia, preferisco non scrivere della mia arte. Per me dipingere è come essere ammalato, intossicato e voler non guarire. Nell'arte si nasconde il bisogno umano di cristallizzare, di sopravvivere al tempo, e in me emerge più dal dolore che dalla gioia. Conobbi Mathilde Larsen nell'agosto del 1898, ci fidanzammo, ci amammo. Lei esigeva il matrimonio. Litigammo violentemente, partì un colpo di rivoltella, persi l'articolazione di 2 dita della mano sinistra. Restò in me una delle mie ossessioni. Coloro che sono stati bruciati dall'amore non possono nuovamente amare. Realismo? Come dipingere il pianto di una donna che vidi nel reparto malattie venere con il neonato in grembo condannato a morire? Il volto ritorto, le gote rigonfie, orlate di lacrime, la parete verdastra dell'ospedale e gli occhi imploranti del pargolo, quel corpicino giallognolo, dolente. Ma parliamo di colori. La speranza è verde, il marrone è tenacia, il giallo è ingannevole, la gioia è il cielo azzurro, il nero, la tomba. Ora, chiudi gli occhi ed assapora della vita il gioco dei colori. Sola, al tramonto, nella spiaggia misteriosa, con gli scogli che paiono giganti e si muovano, o è un riflesso dell'oceano ondeggiante. Non dipingo ciò che vedo, ma ciò che ho visto. Così i quadri del fregio della vita. La crocifissione. Ognuno ha il suo calvario, il cordoglio dopo la visita della morte, la solitudine nella massa, l'abbruttimento dell'alcol, la catena della consuetudine, funerale della passione. Madonna con feto e nella cornice rosso follia il grido, per tutti l'urlo. Chi grida? Chi sente l'urlo? Nessuno sul ponte. La gente cammina nel silenzio, perché io sentivo le voci dentro. La gelosia. In questo quadro il verde fa eccezione, così il rosso. L'altro è in lei, o meglio, nella sua ombra. La possiede dai piedi all'inguine. Il bacio ne consegue in qualsiasi versione, alla finestra, chiusa o aperta. La donna, sempre lei, tulla, dalle chiome lunghe, la puttana dal sorriso sorridente di una madre, la smorfia dell'amante, sfinge che di notte può trasformarsi in Medusa. Il quadro, via Carl Johan, l'ho ceduto per un paio di scarpe, ed il ritratto del collega Jensen per una cena. La ragazza ammalata è privo di
efficacia perché mi lasci influenzare, pessima malattia, l'impressionismo. Invero, anche in amore e psiche, rivelarsi è dannazione, per lui, per lei, a qualunque età, un'ombra gigante ci sovrasta, la realtà, da cui cercai di fuggire, abusando di alcolici, ormai preda, ed è paradossale, di una reale, oggettiva, diagnosticata crisi depressiva con paranoia di persecuzione. Le urla dentro le ho vissute, e così la schizofrenia, una forma di metabolismo. Ne uscii rinato e dipinsi per l'aula magna dell'Università di Oslo. Avete presente dove consegnano i premi Nobel? No, non sono affreschi. Preferisco dipingere ad olio. Finiamola così, davanti al mio sole.